strada che hai voluto iniziare tu e alla fine hai detto è iniziata forse un po' così per competizione, adesso però è una vostra strada autonoma. Il meritatissimo traguardo per Francesca, perché dopo 2 secondi posti e poi le sue partecipazioni a livello nazionale, i vari master che ha fatto in giro per l'Italia, è un traguardo che si meritava e si è guadagnato pienamente. Però senza la scuola. Sì, diciamo che la scuola ti crea, ti dà delle indicazioni, ti crea un percorso, poi remare devi remare per conto tuo. Molto contento per Cristian, uscito l'altro ieri dal percorso didattico e già così dentro, così voglioso, così veramente una proprietà di linguaggio veramente. molto Sì. sicuro, poi ovviamente. Ecco, Cristian forse è più un prodotto della scuola, lì veramente ci abbiamo lavorato attorno a lui, ma altri ragazzi che vengono dalla scuola, c'è stata veramente una formazione sul linguaggio, sulla comunicazione, sulla preparazione, quella che anche la bibliografia, perché per formarsi c'è bisogno anche di un percorso didattico importante. Ci sono ancora spazi di miglioramento. Sì, il nostro obiettivo è quello di... Prima in diretta ti lamentavi, dice, tanto cielo, 15, ne volevo di più. Sì, arriveremo a dover avere un numero chiuso per gli iscritti al concorso, l'obiettivo è questo, di avere proprio una fame di partecipare al concorso e ci arriveremo sicuramente. Adesso è bello, abbiamo già il concorso con il Prosecco. Assolutamente, il 2021 a Susegana con il Vino in Villa avremo questo master soddisfazione anche questa, no? Sì, questo è un prodotto del nostro presidente Marco Aldegheri, ci lavora da un anno. E noi il giorno prima, il 19, avremo invece l'ultimo appuntamento della scuola concorsi con Andrea Galanti, vincitore del master del Soave, e preparerà i ragazzi in proiezione per il master che si terrà poi a settembre. Una domanda da non addetto ai lavori che però, ma non si potrebbe fare una lezione di verifica dei risultati? Cioè chiamare i 15 ragazzi che sono arrivati, 14 perché uno ha vinto, i 14 ragazzi che sono arrivati qui e dirgli bravi, però doveste fare così per arrivare primi, no? Sarà una cosa che nei prossimi giorni, lasciateci metabolizzare Vini Italy prima, un po' alla volta con i ragazzi il contatto c'è, il gruppo si è formato e quindi andremo a verificare quelle che sono le piccole lacune ancora da colmare. Questo è dico veramente, fare un formatore. Parlando con i ragazzi, cioè questa cosa gli piacerebbe, cioè capire un po' di più, cioè perché dice sì, ne parleranno il prossimo anno quando ma però parlarne subito a caldo. Battiamo il ferro finché è caldo e nei prossimi giorni andremo a rivedere alcuni aspetti da migliorare.